Ciao e benvenuto in un nuovo video. Questa volta voglio parlarti di una problematica molto comune nella nostra popolazione, appunto è quella del mal di testa. Ho sofferto per veramente molto tempo di mal di testa, non capivo qual era la problematica, se era perché bevevo poco, se era il glutine, quello che mangiavo, o se magari era lo stress. E non sono mai stata una persona che voleva prendere antinfiammatori, medicinali, perché non preferisco non assumere questi farmaci, anche perché se una problematica è persistente nel tempo, sappiamo che il farmaco non va a curare alla radice il problema. Questo video è appunto fatto per persone, insomma, come me, che hanno cercato o stanno cercando di risolvere il problema alla radice. Il mal di testa, in particolare parlerò del mal di testa da stress, che potremmo chiamarla anche come emicrania o cefalea tensiva, quindi che hanno problematiche derivanti da un sistema nervoso ipersensibile e non da problematiche strutturali, non da problematiche da infezioni, malattie autoimmuni, quindi non da problematiche fisiche puramente. Okay, il dolore è sentito nel tuo corpo, potrebbe essere fisico il dolore ovviamente, ma è creato da un sistema nervoso ipersensibile, quindi dalle nostre emozioni represse. Ti darò informazioni sul metodo Veneziano Therapy, che è un approccio olistico al dolore e appunto si basa sulle ultime evidenze scientifiche, okay, della neuroscienza del dolore. Chi sono io per dirti questo? Io sono Veneziano Alessio, sono il fondatore di Veneziano Therapy, un portale che si occupa di divulgare e seguire i miei clienti che hanno problematiche croniche, quindi, persistenti da più di, 3 mesi, dolori persistenti, che appunto si trovano sotto l'ombrello del termine sindrome miositica tensiva. Non andiamo troppo nel dettaglio su che cos'è questa sindrome, è semplicemente un raggruppamento di problematiche croniche, quindi problematiche persistenti, che non si risolvono con le normali terapie convenzionali, fisioterapia, chirurgia, okay, agopuntura, eccetera, eccetera, eccetera. L'approccio quindi psicosomatico, la Veneziano Therapy o la Mind Body Therapy che uso io, te la spiegherò brevemente. Prima voglio darti un po' di informazioni sul mal di testa. Io inizialmente, pensavo appunto che nella mia problematica ho sofferto di mal di testa per diversi, mesi. Qualche anno fa sicuramente era diventato un problema persistente, che derivava dal mio stato emotivo e così è stato e lo è per milioni di persone. Il problema oggi è che prendiamo antinfiammatori, prendiamo antidolorifici, facciamo massaggi, potremmo fare anche fisioterapia, okay, ma agopuntura o altre, diciamo, terapie convenzionali, ma non migliora e il problema tende a rimanere così com'è, tende magari a guarire per qualche giorno e poi tende a ritornare. Ecco che lì è chiaro che se non esistono problematiche strutturali, quindi che non queste problematiche non derivano da magari problematiche ai denti, problematiche agli occhi, okay, o altre problematiche magari più serie, allora arriva da un sistema nervoso ipersensibile. Il mal di sch il L'emicrania e il mal di testa sono e la cefalea tensiva, scusa, sono le 2, principali sottogruppi del mal di testa. La differenza tra cefalea tensiva e emicrania, è principalmente sulla posizione, okay, che si trova magari il dolore nell'emicrania si trova su una parte sola, della nuca, del capo, che potrebbe, sì irradiarsi, ma solitamente rimane delimitata su una parte del corpo, su una parte della nuca, del capo, che potrebbe anche spostarsi durante il giorno. La cefalea tensiva invece, è un po' più un dolore generalizzato, che tende appunto ad avere questa senso di morsa, okay? La cefalea tensiva potrebbe partire dal collo, quindi dalla cervicale, ma non è detto. Potresti semplicemente avere dolore generalizzato nella testa
e non aver nessun problema nella cervicale. Quindi si fanno sempre queste verifiche, visite oculista, visite dal dentista, capire se c'è un problema neurologico, ok? Quindi si va dal neurologo, si fanno delle scansioni per capire se c'è qualcosa in più, ok? Nella maggior parte dei casi non esiste una problematica strutturale. Quindi cosa fare in quei casi? Continuare semplicemente con i massaggi, con gli antidolorifici, con i farmaci? Direi di no, ok? Se sei arrivato a questo video c'è un motivo e spero di darti delle informazioni che non sapevi, che non avevi a disposizione. Quindi le problematiche di tensione, quindi potrebbero sicuramente arrivano anche da una situazione fisica di tensione, ok? Potrebbe essere anche mandibolare, ci potrebbero essere dei sintomi dove anche la luce intensa vada a portare su il dolore, ok? Ci potrebbero essere problematiche anche del suono, il suono potrebbe dare fastidio, quindi va su il dolore, problematiche quindi dove anche l'olfatto degli odori particolari ci triggerano, ok? Passami il termine triggerare, il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, e quindi manda dolore, nausea, ok? Senso di sbandamento, insomma, si raggruppano i sintomi in base a tutti quelli che ti ho detto. Qual è quindi l'approccio su queste problematiche? L'approccio sicuramente all'inizio potrebbe essere più fisico, quindi andare a capire se veramente c'è una problematica nel corpo e se non c'è, andare a verificare le problematiche, i fattori psicosociali. Infatti oggi purtroppo non si vanno a vedere questi fattori psicosociali. Intendo stress, gestione dello stress e quindi anche problematiche sociali dove magari sei in una situazione di lavoro o di relazione molto particolare, ok? E lì ovviamente va a influenzare il dolore. Se la parte strutturale quindi di corpo non viene trovato niente, quindi tutte le tue analisi non risultano negative, è tutto a posto, a quel punto cosa ti consiglio io di fare, cosa faccio io per i miei clienti, è quello di educare il paziente, il cliente, in questo caso tu, che il dolore è semplicemente un sintomo che qualcosa non va nel tuo corpo e dobbiamo prenderlo come una sorta di indizio alle emozioni. Molto probabilmente ci sono delle emozioni che sono represse nel nostro corpo, le reprimiamo attraverso quindi tensione che è in modo inconscio sulla parte cervicale. Ognuno la reprime in modo diverso, chi ha problemi alla cervicale, chi ha problemi alla schiena bassa, chi ha problemi di mal di testa, di spalla, ok? Potrebbero manifestarsi tutti tutti hanno la stessa radice, ma hanno differenti modi di manifestarsi nel corpo. Quindi ti ho detto che il dolore viene creato dal nostro sistema nervoso centrale, il nostro cervello, e attraverso quindi ormoni dello stress, adrenalina, cortisolo. Quindi quando questa risposta allo stress del nostro cervello, del nostro corpo, del nostro organismo viene attivata per molto tempo, ecco che arriviamo a problematiche persistenti. E arriviamo dentro un circolo vizioso di dolore, ansia, dolore, ansia, dolore, ansia, e ovviamente non facciamo esercizio fisico e rimaniamo in una situazione di blocco, ok? Quali sono gli step che ti invito a fare adesso? Il primo è quella dell'educazione al dolore. Se vai nel mio sito web venezianotherapy.com, nella sezione risorse, nella tendina troverai un mini corso al dolore che è aggiornato alle ultime evidenze scientifiche. Il dolore è semplicemente una risposta del nostro sistema nervoso centrale e non è detto che sia sinonimo di disfunzione o di rottura, ok? Perché molte persone arrivano a
fare centinaia, decine, ok, diciamo decine di scansioni nel nostro corpo, dove magari si trovano ernie, si trovano discopatie, ecco che uno poi alla fine pensa, ah, sicuramente c'è qualche nervo che si schiaccia, che io sento dolore, potrebbe essere la malocclusione della mandibola, guarda, ci potrebbero essere veramente tante problematiche. I fatti ci dicono che il 90%, se non di più, sono problematiche non strutturali, ok? Quindi provare una terapia mind body, quindi olistica, non costa nulla perché potresti farla direttamente a casa tua, lo potresti fare in autonomia. Ovviamente ci sono dei terapisti come me che ti potrebbero guidare in questo, ma se vuoi ti puoi educare da solo. Ecco che appunto nel mio sito web trovi lo start, il punto di partenza. Quindi la parte teorica la devi sapere, devi capire che non è nulla di grave dentro il tuo corpo, devi capire che il dolore può essere creato senza problematiche strutturali, senza schiacciamenti, senza nulla di grave, ok? A quel punto dobbiamo riprogrammare il nostro sistema nervoso centrale, il nostro cervello, a pensare in un altro modo, quindi a reagire allo stress in un altro modo. Sicuramente l'esercizio fisico aiuta, il fatto del movimento rilascia oppioidi naturali benefici, serotonina e dopamina, ok? Che aiutano il nostro organismo, il nostro sistema muscolo-scheletrico a rimanere flessibile e in forma e rilassato. Dal punto di vista mentale si può fare un training mentale che in America già fanno, PRT, Pain Reprocessing Therapy, dove si va appunto a dire al nostro cervello di pensare in un altro modo. Come lo potremmo fare? In Veneziano Therapy insegno il tapping meditation, quindi stimolazione di 9 punti del corpo e dicendoci delle affermazioni per esprimere le emozioni represse dentro il nostro corpo. Ti assicuro che un solo trattamento di questo tipo potrebbe già darti un netto miglioramento dei sintomi. Se vuoi provarlo, puoi trovare già dei video su YouTube. Se lo vuoi provare in modo personalizzato su di te, ti invito a prendere una consultazione sul mio sito web e vedere se potresti rientrare in questa casistica di dolore psicosomatico, ok? A quel punto abbiamo detto del TAPI, abbiamo detto del tracciamento somatico, quindi che è una sorta di mindfulness per il dolore. Sappiamo oggi che ci sono delle attivazioni della parte frontale del nostro cervello che sotto dolori cronici persistenti non vengono attivati in modo normale. Quindi il dolore potrebbe essere registrato nella parte più limbica, quindi quella che è più centrale, centrale nel nostro cervello, che viene attivata soprattutto quando ci sono delle memorie del dolore, mettiamole così. Il dolore può essere memorizzato in quelle parti del corpo che sono relative a emozioni, ok? Ecco perché andiamo a esprimere le emozioni. Esprimendo le emozioni, riprogrammando il nostro cervello, riusciamo anche a modulare il dolore. Sembra una cosa magica, ma c'è appunto un metodo scientifico, ci sono delle evidenze scientifiche per dirci questo, ok? Quindi ti ho detto queste due. L'ultima è quella della scrittura espressiva. La scrittura espressiva ti aiuta un casino, tantissimo a portare fuori le preoccupazioni che abbiamo dentro la nostra testa e portarle sul foglio. Questo fa sì che il nostro cervello riorganizzi le idee e quell'emozione che normalmente avremmo pensato e processato in diverso modo, ora la metabolizziamo in modo diverso. Spero di non averti confuso troppe idee. Fatto sta, insomma, per fare una conclusione, il mal di testa da stress è reversibile al 100%. I step da eseguire sono quelli dell'educazione al dolore, che in inglese potremmo chiamare pain education, esiste. Oggi si studia, i nuovi fisioterapisti, i nuovi terapisti sul dolore studiano queste tipologie di materie che dovrebbero essere insegnate a tutti, credo oggi, tutti i clienti, i pazienti che soffrono di dolori.
persistenti soprattutto. Le modalità quindi erano quelle del tracciamento somatico, una stimolazione di 9 punti del corpo dicendo delle affermazioni, puoi trovare dei video su YouTube nel mio canale. Poi potresti fare della scrittura espressiva, come potresti farla anche quella, ti lascio il video sul mio canale, basta che scrivi scrittura espressiva. E l'ultima modalità che uso per i miei clienti è quella del tracciamento somatico, una sorta di mindfulness per il dolore. Anche quella potresti trovarne una sul mio canale. Ovviamente tutte queste modalità che troverai lì nel mio canale sono, diciamo, generici per tutti. Ogni persona però ha diverse paure, diverse repressioni di emozioni, diverse preoccupazioni e ansie, diversi blocchi mentali e traumi, ok? Ogni persona ne ha uno diverso o più diversi. Ecco che ti invito, se vuoi essere seguito, a prendere una consultazione direttamente con me, attraverso un'oretta su Zoom faremo una valutazione globale per capire se puoi beneficiare di queste tecniche ed eventualmente se noi due possiamo essere uno per l'altro. Ovviamente c'è sempre quella componente in cui se il cliente non si trova bene col terapista, la terapia in sé non funziona, ok? Per adesso è tutto, spero di averti dato delle informazioni su cui riflettere, su cui leggere qualcosa. Vai sul mio sito web venezianotherapy.com, troverai un sacco di materiali e articoli su questo approccio, ok? Per adesso è tutto, scrivimi nei commenti, iscriviti al canale se vuoi sapere di più riguardo queste modalità, ok? Per essere aggiornato nei successivi video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao.